Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che viene utilizzato principalmente in cucina per identificare una cosa, ma che nel corso del tempo ha indicato anche altro. Il termine in questione è sereticcio. Con il termine sereticcio si indica qualcosa di stantio, di vecchio. Il pane raffermo è sereticcio, per dire. Ma si indica anche una persona dura, ostinata, testarda. Il termine in questione deriva dal latino serus, che vuol dire tardo, perché così come gli oggetti, più invecchiano e più diventano duri e quindi meno malleabili, così le persone. Il termine principalmente viene utilizzato per il pane, principalmente, o per gli alimenti, ma può essere utilizzato per traslato anche per indicare le persone, come detto poco prima. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!